Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Allora, anche oggi tante notizie di cronaca da raccontarvi. Siamo anche in attesa a minuti di collegarci con Palazzo Balbi a Venezia, sede della Giunta regionale, perché oggi c'è stata un'importante riunione di giunta regionale della quale parlerà tra poco il presidente Luca Zaia. È la riunione di giunta tutta, diciamo, monocolore leghista che decide ufficialmente sulla aumento dell'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive, che tanto ha fatto discutere, tante polemiche ha creato in queste settimane con le categorie produttive, ma anche con la politica. Ricorderete l'attacco di Forza Italia, di Flavio Tosi in particolare, ma anche le perplessità di Fratelli d'Italia, e quindi vedremo se è stato aggiustato un po' il tiro rispetto a quanto aveva detto proprio una settimana fa l'assessore al bilancio regionale Francesco Calzavaro, oppure se si resta con quella linea. E poi oggi probabilmente si è anche parlato della successione di Elena Donazzan all'assessorato all'istruzione e al lavoro in regione. Come sapete, il nome quasi ufficiale è quello di Valeria Mantovani, la sindaca di Portoviro, sempre in quota Fratelli d'Italia. È molto probabile, anzi quasi certo, che la ufficialità vera e propria arriverà nella prossima riunione di giunta, e cioè il 20 agosto, fra una settimana. Però non è detto, insomma, che oggi Zaia non parli anche di questo, o in qualche modo dia una ufficiosità, una risposta definitiva su questa nomina molto attesa. Peraltro aveva detto proprio un paio di settimane fa che il nome sarebbe stato deciso entro Ferragosto, quindi ci siamo. Quindi è una seduta di giunta importante da seguire. Vedo che il governatore Zaia si sta posizionando, allora io resterei a questo punto su Zaia fra pochissimo. Allora, in attesa che si colleghi, perché siamo davvero a pochi istanti, c'è anche molta cronaca di cui parlare, ma vi faccio vedere intanto questo servizio da Padova con il lutto e il cordoglio per la scomparsa di un professore di 46 anni a Carmignano di Brenta, trovato morto improvvisamente nella sua abitazione. E poi andiamo a Palazzo Balbi. Non rispondeva al telefono da giorni e così i familiari sono andati a controllare, facendo la tremenda scoperta. Un professore di matematica di 46 anni è stato trovato privo di vita nella sua abitazione a Carmignano di Brenta. Quasi sicuramente la causa del decesso è da attribuire ad un malore fatale. Dario Basso era docente di matematica all'Istituto Tecnico Rossi di Vicenza. Da qualche settimana era tornato a vivere nella casa di famiglia di Carmignano di Brenta. I parenti, non sentendolo, si erano preoccupati. Il corpo senza vita è stato scoperto da una zia. Il professore era morto già da qualche giorno. Sul posto anche i carabinieri di Carmignano per gli accertamenti, ma dai primi rilievi sembra trattarsi di un decesso per cause naturali. Sul corpo infatti non ci sono segni di violenza. La salma è stata comunque portata all'obitorio di Padova, dove verrà eseguita l'autopsia. Allora, stiamo per collegarci con Palazzo Balbi. Vediamo invece quando saranno celebrati i funerali di Luca Vecchiato, lo storico panettiere titolare e a lungo presidente dei panettieri di Padova. Quando verranno celebrati i funerali aspettiamo, forse c'è qualcosa dal Balbi. Vediamo cosa sta dicendo Zaia. Tutta una serie di azioni. Oggi l'assessore Lazzarini presenterà un piano strategico per, diciamo, combattere non le liste d'attesa, ma fare in modo... Avete problemi con i telefoni? È successo? È girato, non... Allora torniamo qui, perché noi stiamo aspettando di capire sull'IRAP. Allora torniamo in diretta, andiamo avanti con la cronaca. Appena avremo novità proprio sulla decisione sull'IRAP ed eventualmente sulla politica, ci ricollegheremo con Palazzo Balbi. Allora, stavamo dicendo il grave lutto che ha colpito il padovano con la morte di Luca Vecchiato, i funerali sabato. Continuano ad arrivare in queste ore messaggi di cordoglio alla famiglia di Luca Vecchiato, il re dei panificatori, scomparso prematuramente a 55 anni a seguito di un malore fatale domenica scorsa. I familiari hanno fissato la data delle esequie, che si terranno nella Basilica del Carmine a Padova lunedì 19 agosto alle ore 10. Dalle associazioni di categoria all'amministrazione comunale, con il sindaco Sergio Giordani e l'assessore Antonio Bressa, hanno ricordato il grande impegno e la maestria di
Vecchiato, capace di adattare il suo lavoro ai tempi, di intercettare i cambiamenti, ma al contempo di rispettare la tradizione. La famiglia Vecchiato ha una storia legata alla panificazione che si tramanda di padre in figlio. Luca Vecchiato inoltre è stato ricordato in questi giorni anche per la sua grande solidarietà, quando durante il Covid fu uno dei promotori di Padova Non si ferma, iniziativa che metteva insieme molti titolari di esercizi pubblici come bar e ristoranti con l'obiettivo doppio di lavorare nonostante le restrizioni e al contempo portare cibo a chi aveva bisogno e ai medici impegnati nei reparti d'emergenza. C'è un ciclista grave, un ciclista lombardo che era in vacanza ad Asiago, ha avuto un incidente con la mountain bike nel pomeriggio di ieri in vacanza ad Asiago. Però è venuto proprio, vedo che è girato la macchina e poi sto aiutando loro perché la cintura non ce la faccio. Vengo con un coltello e poi forbici. L'hai rotta tu la cintura? Sì. L'auto ribaltata in strada, un uomo e una donna che piangono e gridano aiuto. Rashid Abdallah, custode di Villa Francesca, a mezzanotte esce sempre a mettere fuori l'immondizia. La scena che si trova davanti è apocalittica. La macchina è girata. Non è questo evidentemente il servizio. Allora, stiamo parlando di un ciclista che ha avuto un grave incidente ad Asiago ed è in gravi condizioni. È in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza un 55enne di Como caduto dalla propria mountain bike. L'uomo era assieme al figlio quindicenne e stava percorrendo una pista del bike park di Caberlab ad Asiago quando ha perso il controllo della bici finendo tra i sassi e sbattendo la testa. La caduta si è verificata ad un centinaio di metri dall'arrivo. Il 55enne è stato raggiunto dal personale dell'ambulanza che gli ha prestato le prime cure urgenti e da una squadra del soccorso alpino di Asiago arrivata in supporto prima delle 17 di ieri. Il ciclista è stato poi preso in carico dall'equipe medica e dal tecnico di elisoccorso dell'elicottero del SUEM di Treviso che nel frattempo erano sopraggiunti. Queste le condizioni dunque del ciclista lombardo in gravi condizioni dopo lo schianto con la sua bicicletta, la sua mountain bike ad Asiago. A Treviso va verso il processo l'ex prefetto Marrosu, che è tra i 32 indagati per i falsi tamponi Covid al poliambulatorio di via Borin a Fiera. Inchiesta falsi test Covid. La Procura della Repubblica di Treviso ha chiesto il rinvio a giudizio per i 32 indagati nell'inchiesta ruotata attorno al poliambulatorio Salute e Cultura di Fiera a Treviso. Tra loro l'ex prefetto Maria Augusta Marrosu, 71 anni. Il pubblico ministero Mara De Donà ha chiesto il processo per lei, per i vertici del poliambulatorio all'epoca diretto dalla dottoressa Marzia Carniato, per il personale della struttura, in particolare le 3 libere professioniste che ci lavoravano, e per i pazienti come Marrosu che attraverso di essa avrebbero ottenuto Green Pass falsi evitando di sottoporsi alla vaccinazione Covid. Tra i reati contestati l'associazione per delinquere di cui rischiano di dover rispondere Carniato, il marito, la nipote biologa, il compagno di questa e un'infermiera che lavorava al poliambulatorio come libera professionista. I 5 si sarebbero accordati per trovare il sistema di far ottenere Green Pass a decine di clienti attestandone la falsa positività al Covid e la successiva negatività, evitando così di sottoporsi al vaccino. Tra loro, come detto, Maria Augusta Marrosu, prefetto di Treviso dal 2013 al 2015. L'udienza preliminare è stata fissata per il 18 dicembre. Il caso Autovelox, come sapete in queste settimane numerose associazioni stanno denunciando primi cittadini ma anche i responsabili, il comandante delle polizie locali, addirittura i prefetti per il caso degli autovelox non omologati. È successo nel Trevigiano, è successo nel Bellunese, accade anche a Padova. Questa mattina l'associazione Uso Improprio Autovelox ha annunciato di aver depositato presso i carabinieri denuncia querela in capo alle indicate autorità provinciali, chiedendo alla Procura Generale della Repubblica e alla Procura di Treviso che nei loro confronti si proceda penalmente per tutti i reati che saranno ravvisati dall'autorità giudiziaria. Le aree interessate sono quelle di Cittadella, Cramignano di Brenta, Fontaniva e Galliera Veneta. Questi sindaci denunciati, che sulla regionale 53
dice l'associazione, hanno installato e utilizzano 12 autovelox, si denuncia, in un tratto di 15 km. Una strada ampia, dice l'associazione, dritta e sicura, con pochi incidenti e una sede viaria che difficilmente si può percorrere a 70 km/h. Risultato: 17 milioni di euro incassati dal 2021 al 2023. Così questa associazione che denuncia i sindaci di Cittadella, Carmignano di Brenta, Fontaniva e Galliera Veneta. Dunque il caso di Autovelox continua a tenere banco e intanto, restando nella Marca, che è stata un po' l'apripista di questa situazione, c'è stato 2 notti fa un grave incidente stradale. Però è venuto proprio, vedo che è girata la macchina e poi sto aiutando loro perché la cintura non ce la faccio. E vengo con coltello e poi forbici. L'hai rotta tu la cintura? Sì. L'auto ribaltata in strada, un uomo e una donna che piangono e gridano aiuto. Rashid Dad-Allah, custode di Villa Francesca, a mezzanotte esce sempre a mettere fuori l'immondizia. La scena che si trova davanti, apocalittica. La macchina è girata più di 2 o 3 volte. Sono giovani, racconta, parlano inglese, lui riesce ad uscire, lei vomita e piange, è intrappolata. Diversi residenti sentono il botto, chiamano i soccorsi. Sono i pompieri arrivati subito a liberare anche la ragazza, che risulterà poi essere una 25enne, lui invece ha 33 anni. Un'ambulanza del 118 li porta all'ospedale, sono salvi per miracolo. L'auto sarebbe arrivata dalla curva come un bolide, finendo dritta. Perché la macchina correva veloce. Sì, secondo me, perché non ce la faccio la curva, finisca che è veloce. I segnali stradali sradicati, la carambola contro il muretto della cancellata, l'insegna della villa spaccata e l'auto che piomba sulla siepe, dove c'è ancora un pezzo del motore. A nulla sono serviti cartelli che segnalano un rilevatore di velocità poche centinaia di metri più in là o quelli che indicano il limite di 50 all'ora. Strada Bibano è una pista e lo dicono tutti. Qualcosa di più che rallenti un po' perché si sfreccia qua. Indubbiamente poi la gente magari sa e non sa della curva e spesso si ribaltano. Un mese fa un altro giovane alla guida alla curva è andato dritto sfondando una muretta. L'incidente nel territorio comunale di Treviso. Il box, ad oggi vuoto, si trova già a Carbonera. È solo un deterrente, ma la sua presenza, ignorata dai più, riaccende il dibattito sui velox. In via Bibana, dove il limite è addirittura di 30 all'ora, non li vogliono nemmeno i velox, ma chiedono un rallentatore. Non è la prima volta che ad esempio da quella zona non arrivano neanche a fermarsi allo stop e quindi sono entrati direttamente dentro casa del proprietario. E qui scatta il paradosso: il rallentatore una volta c'era ma era troppo alto, per questo è stato contestato e poi tolto. Era troppo alto e chi passava con le auto si le danneggiava, ma se le danneggi è perché hai una velocità sostenuta. Restiamo nella Marca, siamo sempre in attesa di collegarci con Palazzo Balbi per capire le decisioni su IRAP e anche sulla politica, sul post Donazzan con il governatore Zaia, ma restiamo nella Marca. Vi dicevamo che ci sono tante notizie di cronaca, c'è l'ennesimo incendio con l'ombra del dolo nella Marca trevigiana. Ci racconta tutto Cristian Arboit insieme a Simone Merlo, si trova a Quinto di Treviso. Buongiorno. Buongiorno Nicola, dici bene, l'ombra del dolo e lo testimoniano anche i rilievi in corso di Vigili del Fuoco e Carabinieri. Ci troviamo all'esterno di un'autocarrozzeria in via Postumia tra Treviso e Quinto di Treviso. L'ennesimo incendio nella Marca, l'ennesimo incendio che divampa in una fabbrica, in un'azienda. Soltanto la scorsa settimana vi raccontavamo l'incendio devastante che ha colpito la UMAI di Conegliano. Ebbene, in quel caso avevamo intervistato Massimo Fratti, direttore dei Vigili del Fuoco, e Massimo Fratti è presente anche oggi, lo vedi alle mie spalle, che appunto anche in questa altra occasione. La cronaca in breve: le fiamme sono divampate questa notte verso mezzanotte, mezza luna. L'allarme è stato dato a quanto pare da un passante, quindi nessun sistema antincendio. Da lì la mobilitazione di uomini e mezzi. Di fatto si sono mobilitati tutti i vigili del fuoco della Marca trevigiana.
sono arrivati da Montebelluna, da Treviso, da Castelfranco, insomma una mobilitazione per spegnere le fiamme che in quel momento erano alte, altissime in cielo e che hanno devastato il capannone. Come puoi vedere ci sono problemi di staticità, la veranda esterna, il capannone esterno accartocciato su se stesso, poi i relitti di alcune automobili. Noi non possiamo entrare, ci sono i sigilli, ma ci sono anche dei trattori, ci sono tanti altri mezzi, mi pare ci sia anche una moto, insomma danni per decine e decine di migliaia di euro, ma appunto magari la stima è anche più alta. L'allarme è rientrato di prima mattina con lo spegnimento dell'ultima fiamma e poi sono iniziate le indagini, si sta cercando anche un possibile punto di innesco, dicevamo l'ombra del dolo. Ti posso dire, Nicola, che al momento non si trova il proprietario di questa autocarrozzeria che sarebbe in ferie, Elshi Ladi, il suo nome, è un'attività che c'è da 3 anni qui in via Postumia, ma ti farei sentire le testimonianze che abbiamo raccolto con Simone Merlo, quella di Roberto Benetti, che è appunto titolare dell'azienda qui vicina, anche lui sta cercando il proprietario dello stabile Elshi Ladi, e poi appunto Massimo Fratti, direttore dei Vigili del Fuoco di Treviso. A luna di notte dei carabinieri di presentarmi qua, basta. E cosa le hanno detto? Di parlare con i vigili del fuoco, quelli con l'elmo rosso, e basta. Lei è stato avvisato in quanto vicino, diciamo così. Esattamente, non mi hanno detto niente a riguardo, mi hanno detto di presentarmi, punto. Ecco, diciamo che tutti stanno cercando in questo momento di mettersi in contatto con El Ladi, che è il titolare. Esattamente. Non si trova? Purtroppo no. Ma in ferie, che lei sa? In ferie sì, in teoria sì, dai primi di agosto fino a settembre. E lei che idea si è fatto di questo incendio? Nessuna, non si sa. Ma può essere doloso secondo me? Non lo so, può essere tante cose, può essere un contatto elettrico, può essere un ritorno di fiamma di quelle macchine che erano a riposo, cioè tante cose può essere, non si sa. Ma è un'azienda che va bene, un'azienda non ha mai dato problemi? No. Infatti stanno ancora cercando il motivo, in che modo che ha preso fuoco, cioè i vigili sono ancora qua che girano. E lei stesso sta cercando il Ladi? Ha tentato di chiamare? Sì, ho tentato di chiamare, come hanno tentato i carabinieri, come hanno tentato tutti, diciamo, però da un momento all'altro risponderà in qualche modo, non so. Da quanti anni lavora qui el Ladi a queste 3, 4 anni penso. Quando noi siamo arrivati qui era già un incendio generalizzato anche per via del materiale combustibile, appunto autovetture e pneumatici contenuti al di sotto della tettoia. Quindi noi adesso siamo qui come nucleo di polizia giudiziaria e di investigazione per verificare le possibili cause dell'incendio. In questo momento non si esclude nulla, nemmeno il dolo? Assolutamente, siamo ancora nelle prime fasi, quindi stiamo verificando sia le ipotesi di accidentalità oppure altre ipotesi. Al momento è quasi mezzogiorno, non sono stati trovati possibili inneschi, qualcosa del genere? No, assolutamente non è stato ancora rinvenuto nulla. Non siete riusciti ancora a mettervi in contatto con il proprietario? Sono i carabinieri appunto che stanno operando in questo senso, quindi stanno colloquiando con tutte le persone che possono dare testimonianza, nel senso che questa tipologia di indagine è compito dei carabinieri. Senta, è scattato, c'era un allarme antincendio, qualcosa? No, non mi risulta, anche perché appunto la telefonata è arrivata da un passante di strade, quindi nessun allarme. Quindi che ha visto già le fiamme alte, immagino. Esattamente, sì. Perché è andato distrutto un po' tutto, mi pare di. Sì, a parte le strutture abbastanza leggere, nel senso che erano strutture metalliche. Comunque sia, la potenzialità dell'incendio e l'energia rilasciata è stata tale da coinvolgere tutto il materiale combustibile presente e da far collassare le strutture, la tettoia. Il capannone di per sé ha subito lievi danni solo nel tamponamento esterno.
Insomma Nicola, un copione che si ripete troppo spesso nella Marca trevigiana. Nella parte di intervista che manderemo in onda questa sera tratteremo anche il tema degli incendi dolosi nella Marca trevigiana, lo faremo sempre con Fratti, perché questo è il tema. Cosa sta succedendo? Siamo a Quinto di Treviso, a Quinto di Treviso poco più di un mese fa, tra il 25 e il 26 giugno, esplose letteralmente un bar, un incendio spaventoso che distrusse il Dolce Caffè. L'area è stata dissequestrata, come vi abbiamo raccontato nei nostri telegiornali, soltanto nei giorni scorsi. Poi a inizio giugno vi avevamo raccontato anche di un altro incendio a Villorba che aveva divorato dei camper parcheggiati in un'azienda commercializza camper, e poi appunto la scorsa settimana l'incendio spaventoso all'Aumai di Conegliano. In mezzo tanti fatti, tanti incendi dolosi appiccati anche in abitazioni, come regolamento di conti tra privati. È successo a Vittorio Veneto, ci sono state delle ripicche a Cimadolmo, insomma un'estate bollente anche da questo punto di vista. Per il momento da Quinto di Treviso però è tutto, tutti gli aggiornamenti ovviamente nelle edizioni serali con Simone Merlo. Nicola, ti restituisco la linea. Grazie davvero Cristian Arboit e Simone Merlo. Sì, lo dicevi tu, un'estate bollente sul fronte degli incendi, un'estate bollente anche sul fronte delle temperature. Fra poco ci collegheremo con Valentina Visentin dall'ARPAB di Teolo per fare il punto della situazione, perché la fornace del Veneto non è ancora spenta, anzi le temperature sono destinate ad aumentare prima di un leggero cambio di situazione alla fine della settimana. Restiamo con la cronaca della Marca trevigiana, sforando anche nel veneziano, perché come sapete è stata avvistata più volte a Jesolo la trevigiana Naissa Toresan, la ragazzina di 15 anni appena, che è scomparsa da Treviso dal 4 agosto scorso. Ebbene, di ieri un post dell'associazione Penelope, la presidente veneta Daniela Ferrari, che ha scritto: Naissa, torna a casa, tutto si sistema, la tua famiglia ti aspetta a braccia aperte. E poi un monito: tu che le stai dando rifugio, sappi che essendo minorenne puoi avere problemi con la giustizia. La ragazzina, dicevamo, sarebbe stata avvistata a Jesolo, il sospetto è che qualcuno la ospiti nonostante questi appelli, di qui il monito dell'associazione Penelope. Naissa, lo ricordiamo, è alta 1,72 m, occhi azzurri, lunghi capelli castani con mesh bionde. Al momento della scomparsa indossava scarpe Nike bianche e aveva con sé uno zainetto rosso. Ovviamente chi l'ha vista è pregato di contattare il 112, le forze dell'ordine. Nel Vicentino l'apprensione per una turista che dopo un tuffo da un motoscafo nel lago di Garda è andata a sbattere contro l'elica ancora in funzione. La donna è grave, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Le drammatiche condizioni di salute di una turista vicentina trentenne vittima di un incidente nautico sul lago di Garda e ricoverata in codice rosso all'ospedale di Peschiera sono ancora critiche, ma sembra praticamente escluso il rischio di perdere la vita. La donna era giunta al pronto soccorso sabato sera. I sanitari stanno ancora monitorando il quadro clinico della trentenne dopo la seconda notte di degenza, senza però aver sciolto la prognosi. Si teme ancora la comparsa di complicazioni. La turista vicentina aveva riportato un grave trauma alla schiena dopo essersi tuffata in acqua da un motoscafo nella baia delle Sirene a Garda. Per cause in corso di accertamento, la bagnante è andata a sbattere contro l'elica ancora in moto del natante, che sarebbe stato ormeggiato ad una delle boe al largo dell'insenatura. La trentenne, dopo il tuffo, stava risalendo la scaletta in acqua dell'imbarcazione, ma non sarebbe riuscita a contrastare il risucchio dei vortici provocati dal motore. Subito soccorsa dagli amici con cui aveva noleggiato la barca, la donna era stata fatta sdraiare in spiaggia in attesa dell'arrivo dell'idroambulanza. Le ferite sulla schiena erano apparse profonde ai testimoni. Sul caso sta indagando la Guardia Costiera. Ancora dal Vicentino, un ladro fugge dopo aver rubato in un negozio del centro, ma viene subito intercettato e denunciato dalla Polizia di Stato. L'italiano era stato filmato dalle telecamere interne dell'esercizio commerciale.
Un italiano di 47 anni residente a Valdagno è stato denunciato per furto dopo essere stato riconosciuto dagli agenti della questura nelle immagini di videosorveglianza del negozio del centro in cui era stata rubata una borsa. A lanciare l'allarme al 113 i dipendenti dell'esercizio commerciale che hanno subito messo a disposizione dei poliziotti i girati delle telecamere della rete interna. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato subito identificato per il suo lungo curriculum di precedenti simili. Più volte infatti era stato denunciato per episodi analoghi. Raggiunto e fermato dopo 2 ore dagli agenti delle volanti in via dei Mille, il pregiudicato è stato perquisito, ma della borsa rubata nessuna traccia. Riconosciuto però con certezza nelle immagini, il 47enne non ha potuto evitare la denuncia all'autorità giudiziaria. Ancora dal Vicentino un atto terribile che va condannato, il giudizio dell'assessore alla cultura Ilaria Fantin per l'ennesimo episodio di vandalismo nel quartiere di Bertesina. Vandali in azione nel fine settimana a Bertesina. Obiettivo molto probabilmente di una banda giovanile di balordi è stata la chiesa parrocchiale della frazione, bersagliata ripetutamente dal lancio di sassi contro le vetrate e dal deturpamento del muro perimetrale con un grande graffito colorato. Una bravata che ha richiesto l'impegno protratto dei responsabili, che hanno cercato di ottenere il massimo danno arrampicandosi sulla scala metallica esterna sigillata da lucchetti e sbarre. Un fatto non isolato purtroppo per gli edifici storici di questa zona, colpiti ripetutamente dai vandali nell'ultimo periodo. La vicina Villa Gazzò di Marcello, attribuita al Palladio e patrimonio dell'UNESCO, riporta ancora i segni dell'oltraggio lungo il muro di recinzione di scritte realizzate con spray nero. Anche le giostrine del recente parco giochi realizzato nell'area verde di fronte a piazza Cattin sono state vandalizzate. Un affronto per la comunità che da poco aveva visto il completamento del restauro delle statue poste in facciata della chiesa, per cui era stato raccolto in quartiere un contributo straordinario di 3.500 euro. Un gesto frutto forse della noia, della maleducazione, dell'inciviltà, segno sempre più frequente in questi tempi, ma che non può essere più tollerato. Un atto terribile che va condannato e appunto bisogna pensare a delle strategie e fare in modo che queste cose non avvengano. Sulla videosorveglianza potrebbe essere una soluzione, è anche un problema di cultura, no? Perché la noia ai ragazzi, quindi è anche un modo per evitare che si accaniscono con quello che è il loro patrimonio una volta poi diventeranno grandi. Assolutamente, questo è il classico tema che va a prendere un po' tutti, nel senso che appunto la cultura, la noia, l'adolescenza, il fatto di seguire i ragazzi in questo periodo che è il periodo in cui non vanno a scuola, quindi veramente vanno dentro tantissimi stimoli che possiamo dare per fare in modo che queste cose non avvengano. Purtroppo dobbiamo confrontarci, non dico quotidianamente, ma molto spesso rispetto a queste che sono azioni probabilmente date dalla non conoscenza di che cos'è un bene pubblico, un patrimonio della città. Le dico che su questo noi stiamo ragionando anche assieme ad altri partner per organizzare proprio un grande convegno, un incontro per parlare del vandalismo e di come si possono attuare degli strumenti di correzione post, ma soprattutto come si può prevenire. È di grande attualità. Allora subito al Balbi, Zaia sta parlando, abbiamo visto vicino a lui l'assessore Calzavara, quindi probabilmente sta parlando proprio di IRAP, vediamo. C'è qualcuno, magari che voi considerate grande interlocutore, che dice ste robe, bastava limare un po' dalla sanità. Questo secondo me c'è la dimostrazione che c'è gente che non sa di cosa parla. Detto questo, abbiamo un bilancio che poi l'assessore vi elencherà, bilancio che quest'anno, lasciatemi dire, tax free, cioè noi voglio ricordare ai veneti che non stiamo prelevando dal 2010, più o meno non abbiamo prelevato 16 miliardi di euro. Oh, ma scrivetelo bene, 16 miliardi di euro, più di 1 miliardo all'anno, 1 miliardo 179 sono. Io capisco che fa più rumore una pianta che cade di una foresta che cresce, ma la foresta che cresce sono i 16 miliardi che sono nelle tasche dei veneti sparsi in giro, che avranno utilizzato per fare le vacanze, per cambiare la macchina, pitturare la casa, pagare gli studi ai figli, curarsi, non lo so. Ma 16 miliardi io so che nel bilancio della regione non sono mai entrati per scelta di questa regione. Vi chiedo solo una cortesia, noi abbiamo una tabella che l'assessore ha prodotto, l'abbiamo già distribuita? Per le regioni. Sì. Vi diamo una tabella che vi dà IRPEF, IRAP e vedete la nostra pressione fiscale con l'IRAP approvata che è di 7. Quella di 7. Quella di 7. Cioè, vi dà un'idea di cosa sia la pressione fiscale. Qualcuno mi chiede, ma perché l'IRPEF è meno 2 milioni di euro? Perché noi, oltre a non applicarla,
Abbiamo l'esenzione per i disabili che hanno redditi inferiori ai 50.000 euro, quindi andiamo in negativo addirittura. Cioè abbiamo i rimborsi di questa parte di popolazione che oltre a non pagarla avrà anche, diciamo, le agevolazioni fiscali. Ma al di là di questo, a me interessa ricordare l'area, diciamo, di non tassazione, e ai cittadini spieghiamoglielo per la 1000ª volta. Io capisco che non è colpa loro. Ogni tanto mi scrive qualcuno: ma mi sulla mia busta paga, ho scritto addizionale IRPEF regionale, ma non è roba nostra quella. Cioè abbiamo fatto addirittura una causa per togliere questa frase, perché c'era messa, se non ricordo male, il governo Monti ha lasciato diciamo, la scritta e ha cambiato l'operazione, ma non è una roba che decidiamo noi, cioè non è che possiamo, quella è addizionale IRPEF regionale che è l'1,23 mi sembra, no? 1,23, e che è la base, ma non è una tassa che impone la regione quella. Ma io lo dico perché... Prego? 0,9 e adesso lo mettiamo quello per legge, fai un po'. Vabbè, comunque ci siamo capiti, non è una scelta nostra. Il bilancio, secondo me, il bilancio presenta l'assessore, un bilancio fatto bene, risponde alle esigenze del territorio e gli assessori ne sono giusta espressione. Come al solito si parte questa ottantina di milioni di euro, poi si va avanti. Ecco, io vorrei dire una roba. Io ho ereditato una regione nella quale nel 2010 la spesa libera, vi ricordo io nel 2010 arrivo a marzo, 2 giorni dopo aver compiuto gli anni, e arrivo e mi ritrovo già la prima sorpresa tagliata l'IRPEF. Quindi quanti erano? 160, 180 milioni. Da allora non c'è più l'IRPEF, perché la vecchia amministrazione decise di tagliare l'IRPEF. Legittimo, poi chi arriva decide di rimetterla oppure no. Ma vi ricordo che la spesa libera degli assessori, cioè gli 80 milioni di oggi, allora erano 500 milioni. Cioè noi siamo partiti con un tesoretto disponibile annuale di 500 milioni, oggi sappiamo di 80 milioni. Non abbiamo chiuso i battenti. E l'altro giorno mi ha inaugurato una pista ciclabile che era impensabile, da Treviso Stiglia sono 89 km di infrastruttura per 32 milioni di euro, stiamo partendo dall'ospedale di Padova, abbiamo fatto un sacco di iniziative, abbiamo chiuso la partita della Pedemontana e le Olimpiadi, molte altre ancora, non sto qua a farvi la lista. Ma perché è accaduto questo? Voglio solo dirvi questo, perché abbiamo fatto fare una cura da cavallo a questa regione. Ma voi fate lezione di fiscalità, scusate un attimo, tanto che aveva ragione Masul, è inutile discutere con Masul. Gli hai spiegato che non è così? Cioè, la differenza tra chi paga le tasse e chi le studia le tasse è grande. E quant'è allora? Avevo ragione io, grazie. 0,9 sì, 1,23 quella. Ma te ti sei in ragione, non c'è niente, non c'entri un cazzo. No, Cazzavara sta bene, sta facendo benissimo l'assessore al bilancio e al patrimonio. Ecco, quindi dicevo, la cura da cavallo. Io mi ricordo che abbiamo iniziato, si ricorderanno gli assessori, sempre a sentirmi dire che ma non si può. Noi siamo riusciti a tagliare, ma portando alla virtuosità questo ente, e c'è ancora lavoro da fare, la dismissione del patrimonio. Di questo non si parla mai. E guarda, se uno mi chiedesse oggi ma che cruccio ha dopo tutti questi anni di non essere riuscito a vendere proprio tutto. Io ce l'ho qua, l'albergo, così tiro su un po' di polemica da quelle parti, perché è una roba vergognosa. In Cansiglio noi abbiamo un albergo abbandonato che è San Marco che non riusciamo a vendere, perché ci sono i comitati contro la vendita di un cadavere eccellente, che ormai non si chiama più cadavere, è marcescente, capito? Cioè è già oltre, è già decomposto e arriviamo anche alle ceneri. Io penso che invece noi dobbiamo valorizzare, perché la regione, nell'oggetto sociale della regione, non c'è scritto fai il gestore immobiliare, c'è scritto occupati dei problemi della gente, la sanità, l'ambiente, la scuola, insomma, tutte la viabilità, i servizi, il trasporto pubblico locale. Abbiamo venduto tanto, abbiamo lavorato sulla pianta organica, abbiamo cercato di lottare contro le classi, l'inefficienza, abbiamo dismesso un sacco di società che esistevano solo per pagare le indennità. Andate a farvi un giorno un giro, fatevi dare dall'assessore Cazzavara quante ne avevamo e quante ne abbiamo oggi.
ma senza far colpa a nessuno, cioè funzionava così, cioè, è un'altra era glaciale nella quale oggi ci troviamo. Quindi io sono veramente contento di questo e dico anche che la proposta che porta l'assessore con la manovra IRAP, che è una manovra che non è sulla testa dei cittadini, per carità, è su alcune sulle imprese, abbiamo cercato di applicarla in maniera minimale, l'assessore giustamente fa l'esempio del bar, dice €1 al mese, ma perché? Per fare collimare il nostro bilancio, si chiama bilancio, dopodiché vedremo strada facendo, cioè, capito, se, come a casa se vince la lotteria dice vabbè, allora apro un po' di buchi sulla cinta perché pancia mia fatica panna, non escludo che possa portare a casa qualche operazione che ci possa aiutare a sistemare nuovamente, diciamo, anche le finanze del Veneto, anche perché poi abbiamo l'autonomia, sull'autonomia noi vogliamo fare dei ragionamenti che sono di virtuosità, che dovrebbero permetterci di essere ancora più operativi nei confronti dei cittadini. Io non aggiungo altro, lascio la parola all'assessore. Guardate che siamo la prima regione d'Italia che anche quest'anno approva il bilancio. Siamo stati i primi in Italia per la parifica di bilancio che abbiamo fatto a pieni voti con la Corte dei Conti, con la quale abbiamo un ottimo rapporto che ringrazio, e penso che l'essere palazzo di cristallo ci abbia aiutato ad essere molto più efficienti, e questo ve lo dico perché da amministratore la grande preoccupazione che ho sempre avuto è quella sempre dell'efficienza, perché quando uno viene dal privato entra in un ente pubblico e dice mi butto dalla finestra, che c'è forse l'unica soluzione, invece bisogna combattere, gli assessori sono stati veramente bravi e oggi portiamo un bel bilancio. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. La soddisfazione intanto di chiudere l'ultimo bilancio di legislatura. Questo è il quinto bilancio. Ma faremo anche il prossimo. Faremo anche il prossimo? Cioè, io speravo che fosse questo l'ultimo. Confidavo sul fatto che... No, noi dobbiamo essere primi anche il prossimo anno. Confidavo sul fatto che 5 bilanci fa una legislatura, vedremo se faremo anche... Vabbè, intanto godiamoci questo, insomma. Scusa, chi è che mi guarda a Ferragosto? Ma che giorno è Ferragosto? Intanto godiamoci questo. Il prossimo anno. Scusa, vedremo così siamo già a data. Ah, già la data della presentazione del bilancio 26. Vabbè. No, perché venerdì? Scusa un attimo solo. Sì, ce l'hai sì. Alda? Quindi noi facciamo il 14. Quindi venuto un po' meno l'entusiasmo per aver approvato l'ultimo bilancio, sono contento di aver approvato il penultimo bilancio di questa legislatura, che è un bilancio insomma, che tiene conto di quello che è successo nel corso di questi anni, magari qualche numero poi lo diremo, ma anche di quella che è l'evoluzione della spesa nel corso in particolar modo di quest'ultimo anno. E quindi noi ci troviamo ad affrontare un bilancio che ha avuto la necessità e la volontà di garantire quella che è la spesa discrezionale agli assessori, quindi garantire gli 80 milioni che ogni anno riusciamo a garantire a tutti gli assessorati in modo che poi i servizi, le progettualità, tutto quello che hanno realizzato nel corso di questi anni possa torniamo in diretta fra poco per entrare nel vivo del bilancio regionale. Prima però ci chiede la linea dalla sede ARPAV di Teolo, quindi dal quartiere generale dei meteorologi del Veneto, la nostra Valentina Visentin, perché l'altro grande tema, uno degli altri grandi temi di questi giorni è il caldo che sta opprimendo il Veneto, in particolare Treviso e Padova. A te Valentina. Sì, buongiorno dal centro meteo ARPAV di Teolo, e stavamo proprio commentando il disegno che vedete alle nostre spalle della Regione Veneto insieme a Francesco Domenichini, meteorologo di ARPAV, che mette in risalto le giornate con disagio fisico rilevate nella nostra regione quest'estate, e vediamo che il litorale è la zona dove maggiormente si è patito il caldo. Sì, abbiamo osservato su 60 giorni, circa 2 mesi, più di 30 giornate con caldo intenso, in pianura 25, un po' meno sulla pedemontana, ancora meno in Valbelluna. Il motivo è che vicino al mare l'effetto dell'umidità è maggiore e quindi il caldo si carica ulteriormente di umidità, diventando quindi più intenso. Sarà un Ferragosto bollente, sono giornate con temperature elevate anche nelle città, quindi che cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi giorni?
Purtroppo per tutta la settimana, la parte lavorativa della settimana, insomma fino a venerdì 16, avremo ancora temperature sui livelli attuali, quindi minime piuttosto alte, sopra i 20 gradi su buona parte della regione e massime attorno ai 34-37 gradi. Arriveranno i temporali nel fine settimana. Nel fine settimana la situazione cambierà, avremo l'ingresso di aria fredda dalle zone centro-settentrionali del continente. Quest'aria fredda farà eruzione tra sabato e domenica progressivamente, portando quindi sicuramente delle condizioni precipitative da valutare nei prossimi giorni, quanto i temporali potranno essere più o meno intensi e quanto più o meno diffusi. Ecco, un'estate che insomma a differenza del 2022 almeno non ha subito della siccità, perché nei mesi scorsi è caduta la pioggia, però le temperature sono molto elevate, le ondate di calore sono state maggiori. Piuttosto concentrate, perché in maggio e giugno abbiamo avuto condizioni dal punto di vista termico abbastanza nella media, anche addirittura sotto in alcuni periodi, invece in luglio e in agosto decisamente più caldo, con una serie di circa 5-7 ondate di calore di qualche giorno di durata a seconda delle zone della regione che consideriamo. Insomma, ancora un po' di pazienza e poi l'estate dovrebbe essere insomma, nelle sue fasi finali. Si dovrebbe volgere al termine con questo fine settimana. La settimana prossima, speriamo dalla settimana prossima, le temperature rientreranno sui valori normali. Allora hai sentito Nicola, ancora qualche giorno di pazienza e poi le temperature dovrebbero rientrare nelle medie stagionali. Dal centro ARPAV di Teolo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentini. Intanto a causa del caldo e delle alte temperature delle acque prolificano anche le alghe lungo i canali del Piovego a Padova. Vistosi tappeti verdi, li vediamo melmosi, ricoprono la superficie dell'acqua. Si tratta dell'alga Lemna minor, o comunemente chiamata lenticchia d'acqua, che si forma con il gran caldo. La situazione delle alghe è tenuta sotto controllo dal Genio Civile e al momento, assicura il vice sindaco Michalizzi, non desta preoccupazione per la salubrità dei canali. A proposito di caldo, dovremmo avere anche il nostro Alex Giuliano, perché le persone più fragili che rischiano di più con questo caldo sono i bambini e gli anziani. Allora, al centro anziani di Romano Dezzelino, come si combatte il caldo? Buongiorno Alex. Buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Dici benissimo, perché insomma siamo a Romano Dezzelino e il caldo è il nemico numero uno in questo periodo per le persone fragili, giustamente bambini, in questo caso anziani. Siamo in compagnia del direttore del centro diurno anziani Marco Mariano e del sindaco di Romano Dezzelino Simone Bontorin, in quella che è una delle pochissime strutture del territorio che garantiscono copertura oraria e quindi apertura anche al mattino. Questo è uno dei dati che vi rende più orgogliosi, perché alle nostre spalle ci sono un po' di ospiti, favorisco l'inquadratura all'operatore Federico Cibotto, ci sono un po' di ospiti del centro diurno, altri stanno pranzando perché questo è orario appunto per sedersi a tavola, ma dicevamo siete una delle pochissime strutture che garantiscono aiuto alle famiglie anche nella fascia oraria mattutina. Sì, buongiorno a tutti intanto, noi ordinariamente abbiamo una copertura molto ampia di questo tipo di servizio, perché gli accessi ci sono alle 7:30 di mattina fino alle 18:30 di sera. All'interno di questa ampia fascia oraria gli utenti che accedono al servizio possono beneficiare di tutta una serie di prestazioni, come la colazione, piuttosto che l'attività educativa, l'attività psicologica, l'attività anche riabilitativa su richiesta, l'attività infermieristica, l'attività psicologica. E per venire incontro, in queste 2 settimane a quelle che sono anche le esigenze di ferie legittime da parte del personale, abbiamo ritenuto opportuno chiaramente non sospendere il servizio, proprio in virtù della difficoltà che avremmo arrecato a quelle che sono le famiglie che si erano già organizzate, ma abbiamo ritenuto opportuno rimodulare gli orari del servizio. Quindi fondamentalmente non c'è più una copertura, in queste 2 settimane non c'è una copertura fino alle 18:30, ma le persone possono accedere dalle 7:30 alle 13:30 sfruttando tutti questi tipi di servizi che elencavo prima, compreso il pranzo. Quindi devo dire che
abbiamo comunque mantenuto una fascia oraria di apertura praticamente buona, proprio per venire incontro a questo periodo, diciamo, di difficoltà che le famiglie potevano incontrare. Per quelle persone dove chiaramente c'erano delle difficoltà oggettive, perché le famiglie si erano già organizzate, abbiamo ritenuto opportuno mantenere solo per queste persone una copertura anche pomeridiana con una integrazione con i servizi della casa di riposo. Quindi abbiamo 1 o 2 persone che comunque ci hanno chiesto la possibilità di fermarsi anche il pomeriggio, e quindi i servizi che comunque erogano all'interno del centro diurno vengono erogati con i servizi che noi diamo in casa di riposo, quindi per loro non cambia nulla. Ecco, e proprio in questo momento gli ospiti del centro diurno stanno guardando in televisione la nostra diretta, ma in compagnia del sindaco di Romano Dezzelino, Simone Bontorin, che ringraziamo per essere arrivato puntuale ai nostri microfoni in una settimana in cui tanti colleghi invece magari ne approfittano per andare in ferie. Tocchiamo un altro tema importante, che è quello di difficoltà economiche, perché si registrano un po' ovunque nell'area della Pedemontana difficoltà delle famiglie nel consentire ai propri anziani, ai propri nonni, di partecipare a quelle che sono le settimane dei soggiorni estivi, dei soggiorni climatici. Insomma, voi li organizzate, ma avete riscontrato anche voi questa difficoltà? Sicuramente, buongiorno a tutti. Il tema dei soggiorni estivi e dell'aumento di costi è stato un tema che abbiamo affrontato proprio nei mesi scorsi, addirittura lo scorso anno. Ci siamo trovati improvvisamente a dover sostenere delle spese che sono più che raddoppiate, quindi quando in anni passati il Comune offriva 2+2 settimane di soggiorni estivi alla popolazione over 65 a prezzi calmierati, si parlava di 650-700 euro per 2 settimane all inclusive nella Riviera Romagnola. Lo scorso anno questi prezzi sono andati alle stelle, siamo andati a oltre 1300. Capite bene che per una persona che è abituata a prenotare autonomamente la propria vacanza sono cifre basse, però per delle persone anziane che hanno dei servizi e delle esigenze diverse, raddoppio del costo anche disabili tra queste persone è stato un problema. In alcuni casi siamo intervenuti con l'integrazione a cura e a carico del Comune di queste spese, in altri casi abbiamo rimodulato quella che è la durata del soggiorno, non più da 15 ma a 10 giorni o addirittura a 7, in modo da riuscire comunque a garantire un arco temporale in queste località di villeggiatura, che non sono sicuramente a 5 stelle ma sono località molto apprezzate e sicuramente nelle quali lo scopo non è tanto quello di far godere dei servizi a 5 stelle, ma di creare la compagnia e di creare quella relazione umana che spesso e volentieri è la cosa principale. Quindi quello di creare delle reti che sono necessarie nel momento in cui questi anziani magari si ritrovassero da soli in casa, vedovi, vedove, e di conseguenza magari con una rete familiare scarna non potessero far a meno di contatti esterni rispetto a casa, soprattutto nei momenti di bisogno, che sappiamo con le temperature elevate o con la solitudine sono 2 elementi che a noi fanno paura, proprio perché sono quegli elementi sui quali bisogna essere pronti con le reti di emergenza, altrimenti potrebbe succedere qualcosa che non vogliamo sentire. Momenti di bisogno che vengono affrontati in maniera puntuale, precisa e diciamo efficace qui a Romano Dezzelino, qui nel centro diurno. Se non ci sono domande da studio, noi restituiamo la linea. Grazie Alex Giuliano, grazie ai tuoi ospiti. Torniamo a Palazzo Balbi dall'assessore Calzavara che sta illustrando il bilancio regionale. Di tutti i tipi, per cercare di fare una manovra chirurgica che fosse la meno invasiva possibile, e pensiamo di essere riusciti a produrre un buon documento, insomma, che non peserà particolarmente nelle tasche dei veneti. Naturalmente la pressione fiscale è quella che diceva il Presidente, abbiamo una tabellina, insomma, dove dimostra che il Veneto anche con questo aumento IRAP rimane largamente il più basso in termini di incidenza fiscale pro capite per cittadino. Quando si fa benchmark magari rispetto a qualche regione vicina a noi, bisognerebbe proprio comprendere come la differenza di gettito rispetto ad alcune regioni è completamente diversa. Sono scelte diverse, ma credo che, insomma, nel corso di questi 15 anni le scelte del Presidente siano state ben capite dai veneti e apprezzate. Grazie a tutti. Grazie. Domande? Prego, Alda. Il microfono, per favore.
La prima, Presidente, è proprio di diversità di vedute. Cioè, lei dice noi non siamo tax free, in realtà un po' meno di prima perché c'è l'IRAP, non abbiamo messo le mani nelle tasche dei veneti, ma forse i veneti potrebbero gradire di contribuire al bilancio della regione se in cambio si hanno servizi. Penso a una addizionale IRPEF per i più ricchi, per quelli che, così come le aziende, 14 euro un bar per l'IRAP, magari uno che ha uno stipendio buono può dire vabbè, insomma, contribuisco e prendo qualcosa di più, ma contribuisco alla regione ma poi ho qualcosa in più di ricambio e magari, che ne so, potrebbero calare spese per altri servizi. Quindi volevo chiedere perché vi puntate a non mettere assolutamente l'addizionale IRPEF se poi ci ritroviamo con una spesa discrezionale per gli assessori, non per gli assessori singoli ma per gli assessorati, di appena 80 milioni. E questa è la seconda domanda invece: se avete venduto tutto, tranne l'albergo del Consiglio, se avete razionalizzato tutto, perché avevamo 500 milioni e adesso ne abbiamo solo 80? Rispondo alla seconda, perché sono diminuiti i trasferimenti statali e quindi ci ritroviamo oggi con un tesoretto a fine anno che è diverso da quello che si aveva 15 anni fa, quindi c'è una motivazione. Per quanto riguarda le vendite non c'è solo l'albergo in Consiglio ma c'è anche Villa Rieti Rota, tanto per dire, no? Noi abbiamo ereditato una villa veneta restaurata, arredata, chiusa. Anche lì poi ci sono strutture che hanno vincoli per essere vendute, c'è tutta una serie di... però sono tutte eredità del passato, io non sto a discutere se serviva o non serviva, cioè, era un altro mondo. Quindi secondo me sul patrimonio si può ancora fare qualcosa. E rispetto alla percezione, allora, premesso che se io vado a guardare gli indicatori, io parlo di indicatori e parto dalla tua tesi, no? 80 milioni danno poco, 800 ne darebbero molto di più. La verità è che io vado a vedere gli indicatori delle regioni italiane, quello che ha 80 milioni di spesa libera, a differenza di quello che ne ha 700 di IRPEF, andate a guardare, quello che ha 80 milioni di spesa libera ha minor costo pro capite del personale, è quello più efficiente a cui LEA, cioè parliamo di servizi, siamo i primi per LEA a livello nazionale, cioè siamo i più poveretti sulla carta, ma quelli che erogano meglio i servizi sanitari. E quindi penso che sia molto aleatorio dire in base al portafoglio ho i risultati, perché poi noi abbiamo dimostrato al contrario che con budget definiti, circoscritti, siamo riusciti ad essere in vetta a tutte le classifiche nazionali. Se volete ve la leghiamo nella cartella stampa, quindi avete per il budget pro capite, per il costo del personale, per interventi, c'è tutto perché sono dati ministeriali. Quindi questa è una regione che è riuscita a fare, diciamo, dieta dimagrante e anche avere ottimi risultati. Sarebbe giusto quello che tu dici se ti ritrovi ad essere una landa deserta, no? Cioè una roba che si sta sfilacciando, ma non è così. Cioè, pensate solo che a livello nazionale si guarda il Veneto per moltissime, diciamo, iniziative che stiamo facendo. Insomma, siamo talmente sfigati che abbiamo portato a casa le Olimpiadi, tanto per dire, no? Che non è una roba da poco, perché adesso si comincerà a scaldare i motori, perché finita a Parigi poi si parlerà solo di Milano Cortina, perché fino a Parigi eravamo diciamo quelli che dovevano arrivare dopo Parigi, adesso siamo noi, cioè tutto il mondo della comunicazione sportiva a livello internazionale parlerà di Milano Cortina. Quindi questo ALDA sostanzialmente è, quindi 500 se ne vanno per una gravissima riduzione dei trasferimenti, e di questo abbiamo parlato negli anni, e dall'altro pensa solo sugli emoderivati, noi ci stiamo occupando di una tragedia. Gli emoderivati vuol dire persone che sono beccate, che sono l'epatite da trasfusioni, quindi noi ci siamo occupati di 12-13 milioni di euro 13 milioni di euro di cittadini danneggiati che dovevano avere il ristoro a livello nazionale, non mai avuto, e quindi noi siamo intervenuti, diciamo, in surroga a quello che non è stato un ristoro nazionale. Ve lo diceva prima l'assessore, 25 milioni di extra LEA significa aver fatto con fondi della regione quello che si può fare. Insomma, questa è una visione manageriale, ovviamente di gestione, ma può arrivare qualcuno che dice addizionale IRPEF da 600 milioni, facciamo grandi robe, però a me la storia delle amministrazioni mi insegna una roba, che non è vero che grande parete e grande pennello, non è proprio vero, perché se uno pittura mai fa solo un pastroccio, cioè è bene invece essere chirurgici nella spesa. Allora, chirurgici e finanziare, diciamo, i fondamentali, ma accade nelle nostre famiglie se ci pensate, no?
Cioè io ho trovato un signore un giorno che mi ha detto: guarda, quando guadagnavo da operaio vivevo tirando la cinghia, adesso che guadagno 5 volte quello che guadagnavo da operaio vivo tirando la cinghia. E mi sono fatto la domanda perché? Perché comunque cambia la visione, cambia il target e la propensione al risparmio non è proprio che sia in tutti, no? Per cui io credo che questa scelta che abbiamo fatto ci premi e gli indicatori lo dicono. C'è l'assessore per il bilancio. Alda, aveva ancora un'altra domanda, Alda, così finiamo. Vai Alda, finisci. Esattamente, l'avevamo già chiesto all'assessore nella precedente conferenza stampa, la Pedemontana, al di là di questi 20 milioni, quali sono i fondi per pagare le rate del TEF? E lei dice, il Presidente diceva, non escludo un'operazione che richiede le risorse regionali. Vabbè, noi i fondi poi il bilancio è uno e quindi non è che spostiamo di qua e di là, però essenzialmente a noi arrivano circa 14 milioni da minori interessi che pagheremo nel 2025 e altri 14 milioni che recuperiamo da un accantonamento che abbiamo fatto con l'avanzo per quanto riguarda le garanzie Milano Cortina. E quindi sono state portate in avanzo nell'ultimo assestamento che abbiamo fatto e liberano delle risorse per circa 28 milioni. Sì. E poi c'è il gettito che è previsto intorno ai 52-53, insomma, quindi arriviamo intorno a quell'ottantina di milioni a cui facevamo riferimento prima. Posso dire una roba sulla Pedemontana? Io leggo un sacco di sciocchezze e di cazzate che sono impressionanti. Allora, vorrei dire 2 o 3 robe. No, che le dichiarano altri. No, voi non avete responsabilità, voi siete dei notai, cioè registrate le dichiarazioni. Allora, prima roba, la Pedemontana nasce negli anni 90, no, con 20 anni. E mi spiace perché avrei voluto inventarla, almeno ve lo dicevo. Ma negli anni 90 io andavo ancora all'università, mi sono laureato nel 93, il 5 ottobre. Quindi arriva il progetto che oggi noi vediamo, il nastro d'asfalto del 2002. Perché ve lo dico? Perché quando vedo scritto che noi non avevamo il rischio traffico e ce lo siamo portati in pancia, vuol dire non conosce neanche le carte. Perché sapete cosa è accaduto? È accaduto, sapete quando accade qualcosa che tu dici di necessità virtù? È accaduto che a un certo punto l'azienda aveva bisogno di finanziamenti, c'era una difficoltà sul cantiere e chiedendo, la vera storia è questa, ma io ve la certifico, chiedendo e parlando con la Cassa Depositi e Prestiti, Cassa ci dice: guardate che voi avete un contratto che è pericolosissimo, quello che avete ereditato. Perché? Perché garantisce a chi ha vinto la gara che se non c'è solo le macchinine che vanno su e giù, le dovete pagare voi quelle macchinine. Di necessità virtù, la difficoltà finanziaria e la possibilità di rinegoziare il contratto ci ha permesso di abbassare di 9 miliardi l'esposizione della Regione. Da 21 siamo passati a 12. Lì è stato risparmio. Ma se non fosse stato così, che il concessionario andava avanti per la sua strada, eccetera, noi oggi dovevamo garantire un traffico che vale più o meno 120.000 macchine al giorno, rapportato alle macchine, allora erano 33.000 veicoli equivalenti. Quindi non è vero che noi non avevamo rischio traffico, il contratto prevedeva che comunque avevamo in pancia il rischio traffico. Questa infrastruttura, che è il progetto del 2002, nasce nel 2001 come legge obiettivo, cioè infrastruttura strategica a livello nazionale, tanto è vero che il governo nomina un commissario. Quindi veniva gestita non dalla regione, ma da un commissario autonomamente di nomina governativa, che era l'ingegner Vernizzi. Ma il fatto che fosse dipendente e fosse amministratore delegato di Veneto Star non c'entra niente, cioè giuridicamente è come quando io sono commissario di un'alluvione, io non faccio delibere in giunta, non ne trovate una sull'alluvione o sul terremoto o su Vaia, perché io firmo e decido in autonomia con i miei soggetti attuatori. Nel 2016, notare, dopo la mia elezione del 2015 famosa, no, poi uno dice potevi togliermela anche prima, ci viene tolto il commissario nazionale e non è più strada di interesse nazionale. Cioè, a voi sembra una roba normale sta roba?
che questo è il corridoio quinto, Barcellona-Kiev, c'è è una roba grande, tanto è vero che il traffico sta aumentando. Allora noi abbiamo un piano, vorrei ricordarlo, presentato ufficiale, non che abbiamo io l'assessore o l'assessore del vicepresidente, no, è ufficiale, 39 anni di gestione, di concessione. Allora, state sentendo, Zaia sta ricostruendo la nascita della Pedemontana, perché come sapete la Pedemontana è un tema di polemica anche sulla questione IRAP, una ricostruzione che ha fatto già diverse volte. Avete sentito anche Calzavara, ci torneremo fra poco devo mandare alla pubblicità, siamo in clamoroso ritardo, però vi faccio sentire anche cosa ha detto stamattina Flavio Tosi. Flavio Tosi era in visita come onorevoli di Forza Italia al carcere di Montorio, al carcere di Verona. Vedremo anche l'esito di questa visita questa sera, però ha parlato inevitabilmente anche della questione IRAP. Sentite cosa ha detto. Chiaro che legalista Zaia sono di per sé ampiamente autosufficienti, perché hanno circa 34, se non erro, consiglieri su 51, quindi hanno 2/3 della maggioranza da soli. È ovvio che è una situazione irripetibile e quindi forse appunto questi stessi partiti, legalista Zaia, dovrebbero pensare anche a un domani, perché un domani la situazione non sarà più questa come equilibri numerici all'interno del Consiglio. E quindi parlare prima con gli alleati, confrontarsi prima con gli alleati, prima di decisioni impattanti e in questo caso non condivise, forse sarebbe un fatto di metodo e di rispetto, perché i nostri consiglieri, voi sapete come Forza Italia, Zaia non ci ha voluti né in giunta né a presiedere nessuna commissione, quindi siamo totalmente fuori dal governo della cosa regionale, però un minimo di condivisione ci vorrebbe, perché poi è chiaro che uno dice non mi spieghi una cosa, io non te la voto, perché se io vengo a leggere dal giornale quello che decide la giunta regionale, io sono il coordinatore regionale di Forza Italia, è chiaro che se non vengono condivisi i provvedimenti poi noi non li votiamo, in particolare un aumento delle tasse. C'è proprio un tema di incomunicabilità tra alleati? Ma c'è un problema di metodo, io mi ricordo che quando c'era chi governava prima di Zaia c'erano periodicamente riunioni con i segretari dei partiti di maggioranza, come succede a Roma, ma come succede nei comuni. Anche nei comuni ci sono le riunioni di maggioranza quando sono i partiti con i partiti per confrontarsi sulle scelte. Qua tu vieni a sapere attraverso i comunicati stampa quello che viene deciso, quindi c'è un problema proprio di metodo, di rispetto dei partiti. Così Tosi dunque, che lamenta anche questa mancata comunicazione e ha fatto capire che Forza Italia voterà no, come aveva già detto, sul provvedimento IRAP, quindi si annuncia una situazione particolarmente bollente in regione. Allora io direi andiamo in pubblicità, perché dobbiamo andare in pubblicità, poi torniamo subito a Palazzo Balbi. Siamo di nuovo in diretta, fra poco torniamo a Palazzo Balbi, dove sta continuando la disamina del bilancio regionale. A Venezia, a Cannareggio, cresce l'allarme tra i residenti e gli esercenti per il fenomeno dello spaccio. Cresce la preoccupazione tra i residenti di Cannareggio per il fenomeno dello spaccio. Con poche pattuglie e telecamere a sorvegliare la zona nelle ore serali, aumenta la presenza di pusher, per lo più giovani di origine nordafricana. Con l'aiuto di una parrocchia, i residenti di Cannareggio hanno deciso di raccogliere firme per una petizione da consegnare al comune per evidenziare il problema e lanciare l'allarme su spaccio e microcriminalità nel sestiere tra San Giobbe e San Girolamo. Allarme recepito dall'assessore alla sicurezza del comune di Venezia, Elisabetta Pesce. Ho preso dai giornali che era in atto una petizione, c'erano già state un attenzionamento della situazione e mi sono immediatamente attivata, anche se la petizione è ancora in fase di raccolta delle firme, contattando sia dei consiglieri di municipalità che abitano nella zona e sia avere direttamente delle segnalazioni da parte dei cittadini. Sono già stati comunque programmati alcuni servizi in borghese e tra l'altro nei prossimi giorni mia intenzione procedere con un sopralluogo. L'assessore, per mettere a punto una linea di intervento rapida, ha parlato anche con il vicecomandante della polizia locale Gianni Franzoi. Mi sono confrontata col vicecomandante per effettuare alcuni servizi, naturalmente dei servizi in borghese,
perché sulla questione del reato di spaccio, appena vedono una divisa scappano, e inoltre cercherò ulteriormente di confrontarmi con il prefetto per avere una maggiore attenzione nella zona. Le truffe agli anziani, un fenomeno che sappiamo è sempre in aumento. C'è una collaborazione, un patto tra carabinieri e farmacie a Treviso. Per quanto riguarda questi reati, in provincia di Treviso notiamo sicuramente un trend in aumento. Come Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso abbiamo raccolto la collaborazione di svariati enti e istituzioni. Proprio in questi giorni si è aggiunto l'Ordine dei Farmacisti. Collaborazione anche da parte delle farmacie della Marca per la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani. Sarà fisso in ogni farmacia aderente il volantino contenente tutti i consigli utili per contrastare questo tipo di reati. Gli anziani troveranno presso le anziani e i loro caregiver, cioè le persone che ovviamente si occupano di loro, stiamo parlando spesso di persone appunto fragili con difficoltà fisiche, troveranno presso le farmacie delle locandine e anche dei volantini, dei pieghevoli facilmente consultabili, dove saranno indicati dei consigli molto semplici per riuscire a difendersi in prima battuta da queste truffe. Soprattutto per la cittadinanza anziana che molto spesso durante l'estate rimane nel proprio domicilio, non va in vacanza, non va in viaggio e quindi molto spesso anche perde quelli che sono i punti di riferimento, i familiari, i caregiver, e quindi noi diventiamo sicuramente ancor più un punto di riferimento per loro. Diffidare dalle apparenze, non divulgare informazioni sensibili al telefono, limitare la confidenza su internet e cercare di non farsi distrarre, chiamare il 112 in caso di qualsiasi necessità, i principali consigli che i militari dell'Arma stanno diffondendo per cercare di sensibilizzare la cittadinanza a questo genere di reato a danno degli anziani. Per cercare refrigerio si muovono anche all'esterno dell'abitazione, magari nel giardino, nelle adiacenze dell'abitazione, ed è proprio qui che molto spesso vengono avvicinati da queste persone senza scrupoli. Abbiamo le nostre strategie, le nostre attività di contrasto che anche nel recente passato hanno consentito di identificare diversi soggetti. Sostanzialmente si tratta sempre appunto di due soggetti, uno è quello che attira e avvicina l'anziano, l'altro è quello che magari, approfittando appunto dell'opera del complice, riesce a muoversi in casa, in abitazione, per cercare di sottrarre monili preziosi e quant'altro. È giusto che noi come farmacisti ci si faccia ancora di più mezzo per comunicare questo tipo di prevenzione, che non è sulla salute, ma diciamo che è una salute mentale o comunque di benessere sociale. E adesso continua il viaggio di Vanessa Banzato tra le malghe dell'altopiano. Il tema è sempre quello del lupo. Qui abbiamo due branchi, i cacciatori che vanno a cinghiali hanno messo le fototrappole, ce ne abbiamo un gruppo di 7 e un branco di 5. E noi le dobbiamo chiudere tutte le sere. Predazioni dei lupi continue sull'altopiano dei 7 comuni, dove prosegue il nostro viaggio tra i malghesi alle prese quotidiane con il predatore. Cresce la preoccupazione e cresce anche la paura. Siamo a Malga Biancoia, in territorio comunale di Lusiana Conco. Io sono convinto che i lupi, per carità, devono anche rimanere, però dobbiamo avere un controllo, ce ne sono troppi adesso. Insomma, io penso finché va bene che non succeda qualcosa a qualche persona, però spero che qualcuno prima prenda dei provvedimenti. Non vogliamo assolutamente eliminarli, però se continua così elimineremo le malghe. Insomma, ecco, credo che sarebbe un disastro per il territorio e per il paesaggio. Questo è il tema che ricorre puntualmente, il rischio dell'abbandono delle malghe e di conseguenza della montagna, con ripercussioni sul turismo ma soprattutto sull'ambiente montano. Se abbandoniamo la montagna, sparisce il turismo, questo territorio è finito. Insomma, ecco, credo che le malghe fanno parte di questo territorio e lo integrano benissimo. Ecco. Sono una caratteristica fondamentale. Esatto. Se mancano i pascoli, dopo la neve viene giù, cioè veramente sarebbe un disastro. E il bosco in pochi anni
5-6 anni e sparisce tutto. Oltre a chi gestisce le malghe, anche i turisti si muovono con estrema cautela perché non si azzardano più a percorrere come un tempo i vari sentieri nel bosco attorno alle malghe per il terrore di incontrare il lupo. Molta gente viene qua, ti fa domande, sono preoccupati, ti chiedono, fino adesso non è mai successo niente alle persone, però sono molto incuriositi e molti domandano. Ecco. E ha ben chiaro cosa chiedere alle istituzioni, alla politica, a chi dovrebbe attivarsi per tutelare chi abita, lavora e mantiene viva la montagna. Che vengano fatto un censimento e che vengano controllati, ce ne sono troppi, insomma, o li spostano in qualche altra parte o fanno in maniera che non si riproducano così, perché veramente non so se andiamo avanti di questo passo. Spero che qualcuno apra gli occhi e prenda qualche provvedimento. Non disastroso, però insomma lasciamo vivere anche le maglie. Allora, torniamo a Palazzo Balbi. Il nostro Filippo Fois, che è al Palazzo Balbi, ci informa che Zaia sta parlando di Valeria Mantovan. Sentiamo cosa sta dicendo. Delega, cioè non vorrei che qualcuno ragionasse il contrario, che è l'assessore che delega il Presidente. Non funziona così. Cioè, la giurisprudenza ancora a sti livelli la capiamo tutti. Altro? Facciamo un applauso agli assessori oggi. Tra poco, quando magari lo Letta, che non conferma la notizia di Valeria Mantovan, assessore al posto di Elena Donazzan. Non sappiamo se è un schermirsi, insomma, di fronte alle indiscrezioni che sono uscite in questi giorni. Fra poco lo sentiremo in diretta, quindi teniamo la linea qui, lo dico alla regia, Francesco Ceron e Alessandro Granziera. Come sapete, insomma, c'è stata questa indiscrezione giornalistica di questi giorni nella quale si è detto che c'era stato un dialogo Zaia-Meloni per il nome di Valeria Mantovan e in teoria poi doveva essere anche questo la giornata di ufficialità. In realtà l'ufficialità ci sarà il 20 per quanto riguarda il nome dell'assessore, ma Zaia ha fatto sapere, magari lo risentiremo adesso in intervista, che non conferma il nome per ora. La sindaca di Portoviro, nome che in qualche modo ha creato qualche polemica perché ci si aspettava qualche altro nome più padovano. Sentiamo cosa dice Zaia in intervista. Ad oggi in questi anni 16 miliardi di euro, non abbiamo mai applicato l'addizionale IRPEF e altre tasse. Direi che sarà una direzione semplicemente di un piccolo riequilibrio, ma sicuramente non sulla testa dei cittadini. Basterà sì, perché abbiamo un sacco di progetti, 80 milioni di spesa, la volontà di portare avanti un sacco di iniziative, tra le quali anche investimenti sulle infrastrutture. Cosa ne fa dire il bilancio? Mi fa dire un bel bilancio perché siamo riusciti a far fare una bella dieta dimagrante all'ente, puntare sempre di più la virtuosità, e oggi siamo la regione che, nonostante abbia tirato la cinghia, la regione che esprime gli indicatori nazionali migliori. Si pensi che siamo i primi per livelli essenziali degli assistenziali, siamo i primi per spesa pro capite del personale, cioè primi vuol dire che siamo gli ultimi in Italia come costo sul personale, il che vuol dire che ci siamo comportati, come si studia in economia, come il buon padre di famiglia. Un bilancio approvato in giunta da tutti quanti, ma deve arrivare in consiglio, dove però gli animi sono un po' così turbolenti, possiamo dire, o comunque un po' puntigliosi. Ma ci sta. Noi abbiamo dei compagni di viaggio con i quali condividiamo questo viaggio ormai da molti anni, qui in regione da 14 anni. Penso che sia fondamentale che ad ogni dubbio ci sia espressa chiarezza. L'assessore Cazzavare è a disposizione, incontrerà tutti, non solo le parti politiche ma anche gli stakeholders, e quindi le parti sociali e le associazioni di categoria, per spiegare tutta la manovra di bilancio, che è una manovra importante che guarda al futuro, ovviamente ancora programmando e progettando. Assessorato alla forza di lavoro, avete una indicazione chiara da parte di Fratelli d'Italia entro quando volete chiudere questa partita? Ma no, guarda, c'è un periodo di riflessione, un ottimo rapporto con Giorgia Meloni, con Luca De Carlo, insomma con Fratelli d'Italia, ed è giusto che facciano passare queste vacanze estive, tanto l'assessorato non è che è chiuso per ferie, si va avanti, si lavora, anche perché le deleghe sono del Presidente che eventualmente delega qualcuno, e quindi poi cercheremo anche di arrivare a una scelta, nel senso una scelta che io farò alla fine. La Mantovan che gira,
da qualche giorno. Ma guardi, io non ho nulla da aggiungere, girano tanti nomi, nel senso che poi oggi al momento non vi posso assolutamente confermare nessun nome, cioè ne sono girati tanti di nomi, non li voglio assolutamente fare neanche a titolo di esempio perché poi sarebbero strumentalizzati. Parità di genere va mantenuta? Ma guardi, allora, premesso che non c'è una legge che obbliga questo, premesso che l'efficienza che sanno esprimere le donne nel lavoro di giunta, nel lavoro di squadra, io lo posso confermare perché comunque ho sempre visto che senza nulla togliere a noi maschietti sono assolutamente di un'efficienza che è unica e soprattutto determinate, con visione, quindi ho solo belle esperienze nelle giunte che ho avuto. Dopodiché si vedrà, ripeto, non c'è un vincolo di legge. Tosi ha detto, è una notizia che ci è arrivata adesso, che Forza Italia non voterà però per l'IRAP. Ma guardi, non lo so, penso di averla già sentita qualche giorno fa. Si stanno occupando molto del suo futuro, parlano di lei come un possibile sostituto del Malagò. Le piacerebbe al di là di questo e ovviamente... Ma guardi, cioè non è... allora, premesso io sono un candidato a tutto quello che passa per strada, nel senso che ho avuto candidature in Europa, al commissario europeo, alla presidenza del Consiglio, dappertutto, a ministeri vari. Adesso mi mancava nel palmarès anche la candidatura del CONI, al Comune di Venezia. Insomma, lasciatemi finire il mandato che finirà fra 12 mesi. In che senso? Ma cioè, guardi, io non esprimo proprio nessun né desiderio, tantomeno compiacimento, visto considerato che questa domanda me la potreste fare su tutte le cariche che mi hanno attribuito e quindi dovete stare lì a fare sì, no, troverei ridicolo. Grazie. Non chiude a Ferragosto, un pensiero, una parola a tutti i veneti, i turisti che stanno invadendo Venezia per questo Ferragosto. Intanto per noi i turisti sono sempre accettati, aspettati e accolti a braccia aperte. Per noi il turista non è un problema, ma è una grande risorsa, sono poi i primi che amano il nostro Veneto. Dall'altro dico anche che un pensiero per tutti. Noi amiamo dire buon Ferragosto, no? Buone vacanze. Ecco, io lo dico, mando un abbraccio a quelli che sono a casa, penso agli anziani, alle persone sole, che comunque passeranno questo Ferragosto ancora tra le mura di casa, che non potranno permettersi di andare in vacanza o che magari non hanno nessuno che gli dirà buon Ferragosto, quindi lo dico io. Ci sono i dati però che danno un pienone, ma una difficoltà nell'ambito commerciale e nella spesa, cioè si spende meno perché... del Focus TG, allora avete sentito, insomma, c'è questa sospensione, non c'è una conferma sul nome di Valeria Mantovan e un po' la risposta stizzita su Tosi, che come avete sentito nelle parole che aveva raccolto Francesco Ratai a Verona, dice che Forza Italia non è stata coinvolta, non è il metodo da utilizzare con gli alleati e quindi loro sono contro le tasse. Allora, ancora una decina di minuti, andiamo in pubblicità perché manca un altro blocco pubblicitario e poi torniamo in diretta. Rieccoci in diretta, l'ultima parte di Focus TG. Allora, prima Zaia parlava di Ferragosto, augurandolo anche e soprattutto a chi è a casa magari da solo e a chi lavora. C'è una categoria che non vorrebbe lavorare a Ferragosto ma lavorerà a Ferragosto, parliamo dei dipendenti della grande distribuzione. A Padova la grande distribuzione ha deciso di non abbassare le serrande a Ferragosto anche se la città ormai è semideserta, la protesta dei sindacati. La stragrande maggioranza dei padovani è in vacanza e i pochi che sono rimasti a casa escono di rado per evitare le temperature africane. Eppure, nonostante la città sia deserta, la grande distribuzione ha deciso di tenere aperti i supermercati anche nella giornata di Ferragosto. Aperti i punti vendita di PAM, Despar e Conad per tutto il giorno del 15 di agosto. A lì solo mezza giornata con i punti vendita più grandi. Una scelta criticata dalla Filcams CGIL, da sempre contraria alla liberalizzazione e alle aperture nei giorni festivi. Rimane per noi una battaglia di dignità e di rispetto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che non possono godere di giorni di festa come le altre persone che lavorano e che hanno un'organizzazione del lavoro rispettosa dei loro tempi. Tutto questo si può fare ed è per questo che noi non molliamo ed è per questo che insisteremo sia con le associazioni datoriali che con
le istituzioni per trovare delle nuove regole sulle aperture dei negozi. Questo per le lavoratrici e i lavoratori che sicuramente in queste giornate chiedono anche ai loro clienti di non frequentare i loro negozi, di non andare a fare compere in questi giorni, perché questo sicuramente aiuta nella loro battaglia. Chiusi solo i supermercati Coop e le botteghe del Salone. La CGIL invita la clientela a non andare a comprare il giorno di Ferragosto per testimoniare la solidarietà ai lavoratori e dare un segnale alla grande distribuzione. Solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori che oggi, senza essere un servizio essenziale, senza essere un servizio indispensabile, continuano a lavorare nelle giornate di festività lontani dalle loro famiglie. E a proposito di Ferragosto, sarà un Ferragosto da tutto esaurito a Jesolo. Abbiamo delle percentuali altissime, siamo intorno al 94% come tasso di occupazione e sicuramente per questi 3-4 giorni di Ferragosto le strutture conosceranno il tutto esaurito. Hanno di che sorridere gli albergatori di Jesolo. Il tutto esaurito di Ferragosto non è isolato, ma si è registrato anche in alcune settimane di questo come del mese scorso. A fare la parte del leone, come da tradizione, sono gli arrivi dall'estero. Clientela italiana leggermente in calo, possiamo dire quest'anno, periodi leggermente più brevi, ma sicuramente surrogata da clientela straniera, in particolare paesi dell'est. Accanto alla storica presenza del turismo di lingua tedesca, Germania, Austria e Svizzera, le spiagge di Jesolo e non solo si stanno popolando sempre più di turisti dell'Europa orientale che, sommando le varie nazionalità, raggiungono il 12% delle presenze e rappresentano ormai il secondo mercato straniero. La vicinanza geografica dal punto di vista proprio dello spostamento, le 5 ore in macchina ci possono raggiungere praticamente tutti. Dei numeri, la Polonia ricordo che è 5 volte l'Austria dal punto di vista numerico, l'Ungheria è un mercato nel quale insomma in questo momento abbiamo il conforto della scelta da parte loro e quindi è un settore sulla quale parallelamente a un ritorno di quello classico nostro puntiamo molto. Anche le previsioni sul resto della stagione sono molto buone. Nei prossimi 30 giorni gli alberghi contano di registrare un aumento del 2,5% di prenotazioni rispetto al 2023. Le prenotazioni stanno andando molto bene e quindi se va bene il ricettivo di conseguenza va bene anche per le altre attività, perché il ricettivo è quello che porta gente nella località e poi gli imprenditori del commercio danno i servizi e quindi mi auguro bene, ma sembra che le prenotazioni stiano andando molto bene. Una pagina purtroppo sul tema della violenza sugli animali fa discutere in queste ore nella Marca Trevigiana il caso di un gatto di 7 mesi di Villorba rientrato nella sua abitazione, pensate, con un bullone avvitato nell'orbita oculare, circostanza che ha reso immediatamente necessario l'intervento di un veterinario. L'animale si è salvato nonostante la necessità di asportare l'organo irrimediabilmente danneggiato. Nei giorni scorsi, sempre nel Trevigiano, a un altro gatto era stata necessaria l'amputazione di una zampa colpita da pallini da caccia, mentre un cane è morto avvelenato dopo l'ingestione di bocconi contaminati di sostanze letali. E proprio di questo caso parliamo nel prossimo servizio, il caso di Winnie, un cagnolino che aveva 12 anni a Fregona, avvelenato con appunto bocconi avvelenati, e la padrona affigge dei cartelli in paese di monito a tutti quanti. L'ho visto morire, praticamente era avvelenato e insomma io l'ho portato al veterinario il giovedì e il venerdì mattina è morto. Il veleno, da quello che mi ha detto il veterinario, sono di bocconcini imbevuti di paraflu, praticamente quello che si butta sul radiatore, sulla vaschetta della macchina. Quel veleno fa sì che gli venga un'insufficienza renale. Ucciso da dei bocconi avvelenati, una fine atroce per Winnie, un simpatico meticcio di 12 anni che viveva in via da Ponte a Fregona. La sua padrona, che l'aveva preso per fare compagnia all'anziana madre, non si dà pace ed ha deciso di attaccare dei cartelli di allerta in paese. Metto fuori un po' di cartelli, perlomeno che chi ha fatto l'atto si vergogni di quello che ha fatto quando passa di qua. Un avviso ai proprietari di altri animali a fare attenzione ad un atto d'accusa all'incivile che ha sparso i bocconi avvelenati. E l'abbiamo preso perché il papà stava per morire per la mamma e fa tanto male, tanto.
No, non so più cosa dire. Non sono loro le bestie, siamo noi. Noi dobbiamo imparare tutto da loro. Comunque ho già un cucciolo e non mi arrendo. E molto presto lo porto a casa. Sarà un altro Winnie, anche perché il gatto sta ancora andando in cerca. Chiudiamo con il sorriso, la soddisfazione del leggendario Lorenzo Bernardi, il pallavolista del secolo che era nello staff di Julio Velasco, il CT dell'Italvolley femminile che ha vinto l'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e che così ieri al telefono di rientro da Parigi, mentre stava rientrando a Parigi, ci ha raccontato la soddisfazione di questo oro magnifico. È giusto adesso godersi questa vittoria e poi bisogna dedicarsi ad altro, bisogna riprogrammare, bisogna trovare altri stimoli, ritrovare dentro di sé nuove sfide e andare avanti. Guardare a nuove sfide, a nuovi obiettivi, con al collo un oro olimpico insperato per l'incredibile filotto che la nazionale femminile di pallavolo ha compiuto a Parigi. Lorenzo Bernardi e le emozioni del giorno dopo, a cominciare dal rientro all'aeroporto di Linate. Sì, straordinaria, c'era tantissima gente, ma penso che era quello che le ragazze si meritavano, perché piano piano ci stiamo rendendo conto che hanno scritto la storia della pallavolo italiana nel contesto internazionale. Un oro olimpico arrivato dopo un percorso eccezionale, racconta l'ex orogranata, mister secolo, rimasto a vivere nella Marca, a Silea, malgrado la carriera da giocatore prima e da allenatore poi lo abbia portato a spostarsi da Treviso. Ieri a fine partita il ministro Bodi mi ha detto: sono state brave a rendere facile una cosa molto difficile. Vincere perdendo un solo set, in campo lo stesso spirito, dice Bernardi, della nazionale della generazione dei fenomeni che l'oro olimpico non riuscì a conquistarlo. Ma Lollo non vuol sentir parlare di cerchi che si chiudono, di risarcimenti della storia. Quella finale persa ad Atlanta, dice, ha un valore suo che rimane intoccabile. Non è che ci sono tantissimi atleti al mondo che vincono le medaglie d'argento olimpiche. È chiaro che avere avuto l'opportunità, la possibilità, il piacere di far parte di uno staff che prepara una nazionale di questo spessore diventa ancora qualche cosa di più straordinario. Troppo presto per parlare di un proseguo di collaborazione in nazionale con Julio Velasco. Il contratto, dice, era per un anno. Adesso godiamoci questa vittoria, poi vediamo quello che succede. Di sicuro c'è un movimento del volley femminile destinato a crescere e una realtà, quella dell'Imoco, che ha dato il suo contributo a una vittoria storica. Il Conegliano è una squadra di primissimo livello mondiale, con un allenatore di un livello assoluto, ma non nazionale, bensì internazionale, quindi è un valore che questa società porta all'interno della federazione e della nazionale. Se l'Imoco intende celebrare le sue campionesse alla prima di campionato, la città di Conegliano lo farà il 12 settembre. Penso che le ospiteremo al primo consiglio comunale utile, tra l'altro anche in vista del quadrangolare che si giocherà alla Zoppa Serena, che vedrà protagonista proprio l'Imoco Volley. Sono l'orgoglio di Conegliano, l'orgoglio della nostra città e vi aspettiamo. Allora, in chiusura una notizia che riguarda gli incendi boschivi in Grecia. Come sapete, la situazione è molto grave nei dintorni e nella zona di Atene. C'è anche un contingente dei Vigili del Fuoco del Veneto in Grecia, decollati 2 Canadair, in partenza un contingente con 32 Vigili del Fuoco e 13 operatori inviati dal Veneto, lo fa appunto sapere il comando regionale dei Vigili del Fuoco, che andranno a supporto in queste ore proprio in Grecia per dare una mano contro la piaga devastante degli incendi. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, arrivederci.